Oggi mister sei partito con un 4-3-2-1 che hai esaltato proprio le caratteristiche di Gigi, che partita è stata? Sì, era più un 3-4-2-1 perché sì, dopo vabbè, basta spostare un giocatore, però insomma. Sì, ho fatto questa scelta perché sapevamo che il San Luigi sarebbe venuto qua per cercare di chiudersi e di ripartire, quindi un po' come ho fatto lo stesso ragionamento dell'Altavilla e cercare di sfruttare magari le caratteristiche di un attacco più agile, più veloce. Insomma, ho fatto questa scelta e è andata bene, insomma. Siamo campioni d'inverno, mezza Serie C l'hai conquistata. Com'è? Siamo Mezza? campioni d'inverno, mezza Serie C è stata conquistata, mister. E io Ecco, manca l'altra mezza. Manca l'altra mezza, è ancora lunga, quindi vabbè, fa piacere, però dobbiamo stare concentrati e andare avanti, pensare alla prossima. Adesso mancano 2 partite e dopo c'è la sosta, quindi cerchiamo di far bene queste 2 partite e poi recupereremo un po' di energie pronti per il girone di ritorno. Dopo la sconfitta con Eliano si vedeva che avevate proprio fame di vittoria, insomma, lo si è visto dall'atteggiamento in campo della squadra, che dice? Sì, c'è stata una reazione importante, insomma, era quello che volevamo, proprio anche perché insomma, con Eliano è stata una vittoria immeritata, è una sconfitta immeritata e quindi la squadra aveva voglia subito di riprendersi i punti che avevamo lasciato lì con Eliano e quindi io credo che la reazione sia stata ottima e è un risultato che dà soddisfazione e premia il lavoro di questi ragazzi che comunque ci stanno mettendo di tutto per cercare di raggiungere l'obiettivo. Infatti chiedevo anche a Scotto, vi siete sbloccati quasi subito all'8° minuto ed è stato molto importante questo, che dice? Sì, è stato importante perché poi rischi, sai, comunque rischi di innervosirti come è capitato altre partite in cui non riesci magari a sbloccare il risultato perché comunque gli altri sono bravi a chiuderti gli spazi e quindi è già capitato che poi ti innervosisci. È andata bene, siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla subito, poi abbiamo trovato il raddoppio su rigore, quindi la partita si è un po' incanalata in quello che volevamo. Dopo il secondo tempo siamo stati bravi a non accontentarci e a chiudere la partita. Mister, come sta Vadionek e come giudichi la prestazione dei francesi? Ma Rocco ha questo problema, un po' il tendine rotuleo, è infiammato, abbiamo fatto questa scelta di tenerlo a riposo per cercare di recuperarlo in settimana e di tornare ad allenarsi insomma, con la squadra. E per quanto riguarda Leonardo ha fatto un'ottima partita, sono contento per lui, ma è un ragazzo serio, l'abbiamo preso perché pensavamo che fosse un ragazzo affidabile, oggi l'ha dimostrato, sono contento per lui, ma deve continuare a lavorare con questo spirito, questa voglia di crescere. L'effetto di giocare con tennis senza il tifo della curva che nel campo come l'avete vissuto? Beh, dispiace, so che è mancato un tifoso, dispiace perché comunque è sempre un tifoso in meno, ma comunque faccio le condoglianze alla famiglia, sono cose che fanno dispiacere, però credo che insomma abbiamo fatto una buona prestazione, quindi la vittoria è anche da dedicare a questo tifoso che è mancato, ma ai tifosi in generale che comunque ci sostengono sempre. Mister, chiedo di commentarmi un dato, sono 26 gol fino a qui con 13 marcatori diversi, sono tanti. Sì, lo so, per fortuna. È un bel dato perché vuol dire che comunque tutti partecipano comunque alle azioni offensive, tutti comunque hanno voglia di sbloccarsi, i calci piazzati li stiamo facendo bene e ci stanno dando degli ottimi risultati, quindi cerchiamo di continuare su questa linea, insomma, stiamo facendo un buon lavoro. È un percorso ancora lungo, secondo me abbiamo ancora margini di crescita e quindi continuiamo a lavorare, mettiamo la testa bassa e pensiamo alla prossima che è una partita sicuramente difficile. Sì, che comunque è un dato che va affiancato ancora una volta un altro clean sheet, sono solamente 8 gol presi, sì, ripetiamo che sono buoni dati. Sì, infatti devono essere buoni a maggio. Una curiosità, in occasione del rigore ti ha visto protestare con l'arbitro, chiedevi l'espulsione che non
stava o era caduto? Sì, poteva starci, ma devo rivederla un attimo, insomma, che forse l'espulsione non sarebbe stata troppo eccessiva, non lo so se c'era mai un altro difensore dietro, l'ho valutata in questo modo qui, insomma, quindi